La deadline è stata fissata per il 1° luglio. Chi è interessato ad acquistare Stefanel deve farsi avanti in meno di 15 giorni. Il colosso dell'abbigliamento di stile che ha reso famosa la marca trevigiana in tutto il mondo dopo Benetton è in vendita con il rischio che il marchio possa essere smembrato. Nell'avviso pubblico infatti l'offerta è per l'azienda intera oppure per le due business unit. Ci auguriamo che appunto chi sarà l'acquirente abbia una visione ampia e prenda appunto questo un po' tutto il pacchetto. Questo ce lo auguriamo perché Stefanel è molto legata a Ponte di Piave, al territorio, ma soprattutto chiaramente ha un peso specifico non solo per la fabbrica che per tutti quanti noi è nota nel territorio, ma anche per quella parte di spaccio che è ad essa collegata. Stefanel con il marchio e la sede a Ponte di Piave e la rete degli oltre 30 punti vendita in tutta Italia da una parte e la società Interfashion che produce e commercializza i capi a marchi high. La crisi dell'azienda iniziata nel 2016 era arrivata lo scorso novembre a raggiungere un debito di oltre 94 milioni di euro. L'amministrazione straordinaria dal 2019 e poi lockdown che ha spento definitivamente le luci della ripresa chiudendo le serrande. Solo Ponte di Piave ha riaperto con turni ridotti e accessi all'outlet previo appuntamento. A luglio però c'è anche un'altra importante scadenza, il venir meno della cassa integrazione per tutti i lavoratori. Speravamo che con la proprietà con cui siamo anche in costante contatto si arrivasse ad una situazione che venga mediata sia per le famiglie che per i lavoratori e quindi si vada verso le richieste che vengono da parte loro e che con i sindacati si riesca a trovare un punto di unione proprio per tutelare queste famiglie.